Napoli, 24 luglio 2002. La Corte di Appello di Napoli, quinta sezione penale, ascolta l'imputato. Imputato, a lei la parola. Scusate Presidente, a parlavo songhia, quello che dice le teste è solo una bugia. Un uomo che gli porta mi tornata a condannare, ma che la capo conta o giuri la verità. Per colpi che sono fame, che un fame ripetita, gli donne in una cella a dove sapere sta. Signori della Corte, non mi accusate già, sentite prima fatto e poi potete giudicare. Signori della Corte, guardate dove sta là, gli ha diventato scuola di tutta questa società. Non solo santi veri o milaggiava di già, e questa vita mia si potesse cancellare, ma che la capa dice è solo infamità. Signori della Corte, mo basta già parlare, ha fatto male alla figlia, non si può perdonare. Signori della Corte, signor Presidente, per non venire con me chissà, non esiste condimento. Stupata senza cuore, sta cercando di si salvare, facendosi pentito, s'accatta libertà. Decide quale legge può mericere una figlia, a sto mi vuole bene perché questo è il tuo papà. Signori della Corte, non mi accusate già, sentite prima fatto e poi potete giudicare. Signori della Corte, guardate dove sta là, gli ha diventato scuola di tutta questa società. Non sono santi veri o milaggiava ma di già, e questa vita mia si potesse cancellare, ma che la capa dice è solo infamità. Signori della Corte, mo basta da papà, ha fatto male alla figlia, non si può